un aspetto narrativo romanesco, perché poi è la storia di un viaggio, con dei dettagli personali dal romanzo, poi in certi aspetti. Non credo proprio che quello che ho già finito di scrivere non parli di nuovo un viaggio, e non è un viaggio introspettivo per niente, in questo senso, anche se alcuni personaggi ovviamente non riescono a indicarlo, ma è proprio un viaggio basato sull'azione, quindi in qualche modo sarà più simile a dei scemani e con un po' di titolo spessore in più di criminale, e poi quello che sto iniziando adesso di nuovo entrano altre dinamiche, altri racconti, perché non credo per ora, non penso che sarà così, perché vedo che sono affascinato da nuovi personaggi, nuove storie, nonostante penso di essere forse io abbastanza multiforme da poter generare della diversità. Questo è un romanzo. Il termine che tu hai usato di anguana, mi è venuto dalla lettura di un lampo della mia infanzia, perché mia nonna, battaglia doc e tutto, usava questo termine per indicare delle donne un po' strane, un po' streghe, non vestite, o insomma abbastanza spaventevoli, per cui ho avuto questo lampo dall'infanzia e volevo, perché poi non l'ho mai più sentito parlare di questo termine, per cui ho avuto così sul lato. Allora, non possiamo dire troppo sulle anguane, però sono il personaggio, facciamo così, no, perché è la protagonista soprattutto cioè si emerge in un capitolo, in realtà poi dopo c'è, però emerge in un capitolo. Non è che adesso dobbiamo fare il folklore, anche perché, ecco, mi pento di aver usato questa parola, perché credo che sia stata relegata al folklore l'anguana, ed è stato proprio uno dei protagonisti del libro, un papa, a iniziare questa brutta abitudine. Prima che relegarla al folklore le ha relegate proprio agli autodataggi ai nonni, trasformandola in streghe. Quindi questo sguardo sull'anguana ha a che vedere con un rapporto tra religioni, una religione che è quella cristiana, religione cattolica, e una religione forse antecedente che è stata presente sul territorio forse più a lungo, che vedeva come centro del culto la Dea Madre, e loro erano espressione di questo, molto probabilmente, che c'è poco di sicuro. Potevano essere anche abitanti semplicemente autoctoni che risalivano all'era del bronzo, che vivevano con altre regole all'interno del rapporto con la natura. Quindi c'è un incontro tra il femminile e il maschile in qualche modo, è un incontro anche tra ere storiche diverse e tra modo di vivere la spiritualità. Perché lì sono, erano o sono, ma non solo, forse anche a Schio, non so, però do la cifra, pare che tradizionalmente siano vissute lì. Poi c'è tutta io ho indagato molto di più, non ho voluto lasciare poi tutti i vari dettagli appunto delle leggende, quello che significano, però ho l'impressione che stia cominciando una letteratura in questo senso, addirittura tanto delle anguane, delle musiche, eccetera. Però di nuovo appunto si rischia di cadere nel folklore e di non perdere, e di perdere un po' il ragionamento che c'è sul ruolo della anguana nel libro specifico, o comunque quello che può raccontare oltre il fatto che sono magari quelle che possiamo chiamare le